Cambiano i riti pasquali e quest'anno ad essere cancellate saranno anche le tradizionali processioni, come quella dei Misteri di Trapani. Sentiamo l'inviato Leonardo Zellino. Mia madre mi racconta che quando mi ha partorito il sabato santo sentiva la musica dei misteri. Il sabato santo è il giorno in cui i gruppi sacri rientrano nella chiesa del Purgatorio. Per la prima volta Don Nicola non potrà nemmeno sentire le musiche che accompagnano la processione dei misteri, la processione più lunga d'Italia, 1,5 chilometri di corteo, 24 ore in giro per le strade affollate di Trapani. I 20 gruppi scultorei del 600 immobili nella chiesa del Purgatorio. Era successo solo durante la guerra. L'annacata non è altro che un movimento ondulatorio di questi gruppi in modo lento che va a tempo delle marce funebri. Niente annacate, domani al posto dei preziosi simulacri lignei in processione la Via Crucis in diretta Facebook del Vescovo. Questa sosta è sicuramente un motivo per approfondire la bellezza di quello che avviene qui il venerdì e il sabato santo. Questo è il primo colpo. A questo colpo il gruppo si alza. Emanuele è il capoconsole della maestranza dell'Addolorata. Ogni maestranza un gruppo scultoreo, quella di Bartolo apre la processione. Passione, fede, amore verso una città. Bartolo si sta emozionando? Lo vivo, oggi è un giorno particolare per noi. Trovare la chiesa così non è per noi un buon segnale. La Spagna rimane